siamo alla Spezia, o meglio Spezia, o forse Spesa, per ascoltare un po' la parlata, lo spezzino, Spesin. Spero di averlo pronunciato decentemente, ma andiamo a scoprire se qualcuno ci dirà qualcosa in spezzino. Questa vecchia te dice, meno male che la neceva, la va ben così. E oggi è carnevale. Sì. Come si dice? Carneva. Masena. È uguale. Ma lui ha delle cose simili. Tante, sì, tante. Negreccio. Che vuol dire? Non c'è più. Quando mi sentono mi dicono c'è l'accento spezzino, a me non sembra, però evidentemente poi alla fine lo spezzino c'è. Ma chi te l'ha, tosterina? Cosa vuol dire quello? È lì per grappi d'uva. Cosa traduzione di quello che ha detto? Digli tecchin chi o tecchin No, non saprei. Sterina è un personaggio astratto, dai. Sì? Ma c'entra con il carnevale? No. Ma Sterina non Oddio, l'ha mai un po' visto di tutto. nessuno. E voi parlate spesin, come si dice spesin? Spesin, sì. Lui, l'esperto, il vero esperto è qua il signor Garau sì? di Bolzano. Viene da Spezia Nord, viene. Venci un chi, faccio un là. A toito, toetti dei totaliti fritti. Dai. Lì ci vuole la traduzione però, perché noi siamo genovesi però non capiamo tutto. Lì è impossibile. Ma anche qua si dice foresti per quelli che vengono da fuori o no? Sì, Sì, a Biassa, qua c'è Sardegna lo dico. un paese forse il più vecchio della Spezia che si chiama Biassa. Ah, Biassa. Gercanae dei Foresti, dove i foresti li buttavano nel canale. Ah, quindi bisogna stare attenti. Brava sì. Brava gente. Ma chi sei? Il mostro di Pitei. Pitei cosa vuol dire? Pitelli, è un Pitelli. paesino piccolino Ah, fuori rispetto. Una frazione. È una frazione. Ma si sente parlare un po' lo spezzino? Certo, sì, ha voglia. E se senti parlare uno di Genova lo capisci? Sì, c'è un accento diverso. Sei mica di spesa te. Questo che fai? Io ho giù imparato spesin. Allora, ma te fai presto, Sì? Sì, è abbastanza simile Sì. al senese, sì. Dunque se te parlo usenese ti ma capisci bene. Sì, te capisco, sai perché? Perché ho messo che è di Cinque Terre Ah sì. e quindi parla simile. Allora, come andà? Cosa vuol dire de? Se disa così, tanto per dire, no? De, come te stai? Te stai bene? Sì, va bene. Vabbè, lì è anche qua alla Spezia. A Spezia. Sì. Fugassa. A Fugassa, ti piace la fugassa? Buona. Gatto? Scuso. Che vorrebbe dire? La puzzola. Ma si sente un po' parlare qua? Sì, qualcosa, dai. A scuola si fa qualcosa per lo spezzino? Poco. Di qualcosa. No? Ma ne parlaci nessuno, spesi mia. Ma- Siamo rimasti in pochi. Però un sacco di persone mi hanno fermato. Allora te vedi, questo è verde sulla Magari siete più di quanti pensate. Sì, è che stiamo tutti scitti. Quello là è un problema. È il problema, no? Perché me stai scitti che delle cassate, no? Ma da come parlo io si capisce di dove sono? Desena? Subito. Sì, Se vorrei rubare la fugassa, se vorrei rubare la faina, se stai rubando anche il campionato della Serie B. Sì. Basta, no? Se vorrei rubare anche l'accento. Costefè, bravissima. Brava, ciao. Io ti ho visto e mi ha incuriosito, ma cosa fai? Sono Io me ne vado a qua. Ah sì? Me ne vado a qua a me. Cianin arriva a Ciappa. A Ciappa, perché ceve? Ceva. Ceva. No, vabbè, ma o a Cianta de ceve. Sì, speriamo. Ma se te parlo senese ti me capisci? Io non lo so lo spezzino. No, vabbè. Sono disperata, sì, lo capisco un po'. Ti dico due modi di dire e poi 2 o 3 poesie. Er figlio del mainao è caito in ter canao e ne si è fatto manco mao. Hai capito? Il figlio del marinaio è caduto nel canale e non si è neanche fatto male. Bravo. Ciancianin andiamo fino a Ciappa. È un paese, un rione qui in alto. Chiappa è un paese attaccato qua, Ciappa. dopo appunto Scorza e Chiappa. Poi ti dico 2 o 3 poesie del nostro poeta maggiore, Sì. Ubaldo Mazzini. A Spesa e fra tutte le città dell'universo, me a credo che paese ne sia. Mi ha proprio dire che Cristo ha già perso dopo d'aver la fabbrica magia. Bella, le bella, la veda un guerso
e ho sentito dire che per quanto si sia il mondo in lungo e in largo, nega verso, e in gorfo così beo in essa mia. Ma a ciù bellezza bella e sorprendente l'è che se gan spesin cagian ta testa do onse de criterio de talento, io schivo tutti e in ner consiglio niente. Ma se vennase chi da cada pesta è incapace di fare il monumento. Questa qui è il nostro Ubaldo Mazzini. Sa qualcosa di Mazzini lei, signora? Ha scritto poesie, ha scritto canzonette e poi è diventato un famoso archeologo. Archeologo? Sì, di tutta la Liguria. Ha partecipato a 3 giornali qui di La Spezia e ha pubblicato il libretto dei sonetti. E il primo sonetto fa così: eccole chi, sti poveri sonetti, eccole chi, ste poveri memè, eccole chi, come sortì d'archee, sfeghi dell'anima, innocenti e sceti. Crede che infatti senza preconcetti, proprio così come me ven idee, e certo senza Dio me guarda ve, nir presumì, ni a gala dei poeti. E adesso ande poneti, sonetti, e dappertutto mie deportai saluto ai miei lettori. Bellissimo. È musica, è proprio meraviglioso. I suoni che io parlo in po' spesin? Esatto, sono molto pochi. Sono pochi. C'è il dottor Pier Giorgio Cavallini che tiene dei corsi di dialetto spezzini, proprio, guarda, in questa via qua, tutti gli anni. Ma di giovani ce n'è sempre di meno. Ormai il nostro dialetto si regge sulle gambe, guarda, di una cinquantina di persone, che ci sono dei premi letterari, di poesia, di racconti. Io ci partecipo, però siamo sempre meno. Tutte le domeniche c'è una chat e tocca quasi 200 persone. Io faccio una poesia. Dal 2020 mi sono messo lì per divulgare sto dialetto spezzino. Il dialetto va divulgato, se no muore. Per sapere qualcosa di più, il nostro dialettologo ufficiale è il dottor Pier Giorgio Cavallini. Ma che ne avviene da dire in spesin? Vuole raccontarci qualcosa? Parla anche il senese, mi piace il senese. Ah sì? Andavo spesso a Nervi. Ah sì? Me lala, me barba. Complimenti. Me barba. Poi a mattina con me lala andavo a comprare da Bisanina. E io mi piace, però sono spezzino. A Spezia, se chiedi a qualcuno, dimmi qualcosa di spezzino, ti dicono sempre le solite frasi. Te chinichi, a chi non c'è un là, de dove te ve? De cosa mangia oggi? De, pure il ministro delle finanze cinesi, Manconcito, oppure il ministro della sanità, c'ha un cachet. La pastiglia, c'è una pastiglia, c'è un cachet? Ah, pastiglia? La pastiglia, il cachet a Spezia, persone anziane lo dicono ancora adesso. C'ho mal di testa, c'è mica un cachet? A Spezia si dice normalmente quant'è che non vedi Tizio, oppure quant'è che non sei andato dice fin dai tempi di Carlo Codega. Codega? Carlo Codega. Ma è un modo di dire. Ora io dico, se c'è nome e cognome, vuol dire che è esistito, ma certo. Chi era? Non l'ho mai saputo. A Toito 8 etti di totanetti tutti già a cubetti. Ti ho detto 8 etti di totanetti tutti tagliati a cubetti. Ecco l'altro che ha risposto: atto che te meito 8. Voi siete di Genova. Come l'hai capito? L'ho capito subito. Ma come subito? Sì. Se ne andiamo? No, Se ne andiamo. Anche in romano, se vuoi dirci qualcosa in romano, tipico di Roma. Tipo di Roma fa pensare la matriciana, bello mio. Che è successo? Ma anche qualche modo di dire. Dimmi. Noi altri andiamo in giro a vedere se la gente parla con un dialetto. A Sena, a Sanga, a Spesa. Bravo. Ma che la Sangha? Deve essere di legge il dialetto, di legge. Tu te ne vai a Roma. Questo fai 10.000. Bravo. Mamma mia. Bravo. Il nostro detto è: se raga è un pomo buono e va in bocca al porco. Quindi se c'è un pomo, Esatto. una mela, no. Una mela, esatto. Buona, va in bocca al porco. Va in bocca al porco. E voi sempre. di dove siete, ragazzi? Noi siamo della collina di Spezia, prevalentemente zona Ottomelara, ok? Sì. Queste parti qua. Già cambia un po' rispetto al centro, sì. Ma- a spesa. A Spesa. A spesa, E voi siete proprio di Spesa? Spesa centro, sì. Mi dicevano che cambia un po' come ti sposti, il modo di parlare. Parecchio, se vai verso Lerici così
mese e mezzo Sì, lei è un ligure. esperto? Sì, sì, A me una pagina che si chiama Assombelindo Spesin, che vedi è tutto e niente, per la gente che ne sa parlare spesino, che se va un po' cominciai a imparare qualcosina, cerco di insegnare un po' di dialetto a qualche fante. Qualche fante mi segue, qualche mio amico sono de Contale, de Dile, sta imparando dialetto, ciancianin, sì. Anche le sue amiche. E tra De Viatri parla in spesin? Poco. Ma di conto è fred, dico. Con me sì, Sì, un dai. pochetto sì. Un pochetto. Non è che fa con una testa così. Come dite voi, fratello? Presso era, sì. Pre e Soera. Soera. Sì. A Portivene, che è un po' ciusenese, di esso se, come se, aprono la E. Ho capito. Qui abbiamo i suoni un po' ciaverti qui a Spesa. Verso Amelia, Val di Magra, un po' San Lezzeta, di Soandan, Noandemo e a Sarzana ancora un po' diverso. Anche la che ha sfida del Carlevà de Spesa, che è uno dei ciuvecci d'Italia, che si è festesa da 1869, quindi ancora 2 anni prima che quello di Viareggio. Però poi loro sono diventati più famosi, noi invece siamo quelli... Hanno fatto marketing meglio dei Viatri. Sì, abbiamo fatto marketing meglio degli altri, perché siamo stati i classici spesini, che ne avevamo voglia. Infatti la maschera nostra è il Battistone, che è una maschera di un uomo che non ha voglia di fare niente. Voglia di travagliare e salutami addosso, insomma. E per salutarsi quando, cioè praticamente vai via in spesin, come si dice? Cosa puoi usare? Noi diciamo o arrive, se è una arrivedesse, se no diciamo anche buona. Buona si dice sempre, quello si dice sempre. Se anche ti conta qualcosa di più. Ma so a sé, non ti sei a sé? So a sé, sì. A te dago un mascon che a moja tenti a nautro. A te dago un mascon che a moja tenti a nautro. Bella! A te dago. Bisogna stare attenti a non farti arrabbiare. Esatto. Noi che abbiamo a sc, semo invece de scemo, nesciu, nesso, noi diciamo nesso. Nesso? Te capissi invece che te capisci. Ti capisci. Cosa pensa un de Spesa quando che dice ma Viatri sei toscani? Oh madonna. Che. Noi siamo proprio a punta in Escangia per Toscana in Escangia, ma non è mica vero. Non entra niente. Ne sembra proprio, ma manco a Lunesana, manco a Sarzana senta niente qua a Toscana, sono mesi emiliani, sono mica... Poi qualcosa che abbiamo anche da Toscana, qualche parola, abbiamo anche da loro qualche parola, però noi siamo liguri, anzi parliamo un dialetto della lingua ligure, quindi non è toscano rivisitato. Siamo per, noi siamo liguri. Se diceste le volte, se diceste ponente. Cioè, avete questo accento che mi fa impazzire. Tutte le volte che vengo a Zena mi faccio il brodo. Sono nato ai Giardini, nella zona ricca, tutti sciccheria. Poi ho comprato casa a Brin, dove la zona è multietnica e la gente ne parla male, ma è il quartiere, è il barrio, come dice Dismer. È vero, Dismer. Ed è integrato perché lì c'è l'Italia e poi ci sono le persone, non c'è il bianco e il nero, c'è il delinquente e c'è il bravo ragazzo, come in tutto il mondo, come in tutte le cose. E Disme possiamo dire che è un po' uno dei poeti della Spezia. Sì, lui è oltretutto della Dri Liguria. Tutta la Dri Liguria, quindi Tedua, Vasté, tutti la scena musicale. Salutiamo. Spezia ha un piatto tipico dei piatti tipici, quelli della tradizione. A Mesciua. È un brodo di ceci e altre cose, e poi non sono un cuoco. Fantastico. Farinato della pia. Te per mangiare anche in ta carta come i gatti, come si dice a Spesa. Quando uno fa lo chef, dice ma fate sempre mangiare in ta carta come i gatti. Ti ha sempre bevuto l'acqua delle pozzanghere. Napoletano, cosa sei napoletano? Andiamo a forza, portami una pizza. Te mi dai un cupin? Un cupin? Cupin è la coppa. Il mescolo. Secondo lei è importante parlare lo spezzino? Ma sì, certo. Ma si sente parlare in pochi lo spezzin? Pochetto. Poco? Ho sentito tanta gente parlare spezzin e mi lo capiva. Poi ho di colleghi che mi parlo in senese e gli altri mi rispondono in spezzin e niente, andiamo avanti. Sappiamo, ma ci siamo liguri e per forza sappiamo. Ma magari che è un po' di rivalità anche. Ma quella va bene, che anche tra i quartieri di Zena, no? La rivalità sportiva che sta, sì. Però poi siamo tutti in tamesima terra, a Moè, a Liguria, quindi Spesa, Zena, Sanga e Imperia, siamo tutti frei. Frei. Fratellini. Sì, mi sono di Zena, ma Spesa a Porto del Lungo in Tucchè, poi gli altri hanno una canzone che mi piace tantissimo,
che fa oh bella Spesa, splendida perla sul mar della riviera, quadro e real, bellissima. Quindi dai, Spesa, Zena, Sanga e Imperia, tutti insieme. Demo che Trento. Sì. Abbiamo trovato un bel po' di persone che ci hanno detto qualcosa in Spesin ed è una parlata veramente meravigliosa, molto musicale, diciamocelo, col toscano non c'entra niente. Noi non ci fermeremo, andremo avanti, potete sostenere questi progetti iscrivendovi al canale, mettendo un mi piace, condividendoli, spantegandoli in giro, come diremo a Genova, e se vediamo a prossima. Grazie de che. Tu sei la speziata, il sapore alla mia vita, c'è il dono di un istante in ogni singola giornata. Tu sei la spezia che aspettavo da una vita intera.